Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Iniziamo questa conferenza chiedendo l'aiuto di Dio, nostro Padre, per chiedere i frutti in questi esercizi spirituali. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo detto nelle meditazioni del principio e fondamento come Dio è il nostro creatore e noi dobbiamo salvare l'anima disponendo tutta la nostra vita secondo la sua volontà. Cioè noi in questi esercizi spirituali ci proponiamo seguire la volontà di Dio, amare la volontà di Dio e cercarla, la stiamo cercando. Che cosa mi chiede Dio nella mia vita? E così veramente questo libro degli esercizi noi stiamo cercando di predicarli, di farlo conoscere perché prima cosa tutti i frutti, ci sono tantissimi frutti di salvezza che si seguono di questi esercizi. Ci sono praticamente quasi tutti i papi dall'epoca di Sant'Ignazio fino ad oggi che raccomandano fare questi esercizi spirituali. È un tesoro che Dio ha dato alla Chiesa. Uno può pensare che magari c'è un linguaggio antico che è poco adatto per il tempo di oggi, magari può pensare che si deve cercare un altro modo. E noi siamo coscienti che il linguaggio di questo libro degli esercizi che usa Sant'Ignazio è un linguaggio cavalleresco e quindi proprio dell'epoca del Medioevo. Però siamo certi che qui troviamo le verità fondamentali per la salvezza. Quindi noi cerchiamo di approfittare e di seguire questo libro perché sono un mezzo opportunissimo per la salvezza e per ordinare la nostra vita secondo la volontà di Dio. Appunto, per cercare la volontà di Dio ci proponiamo questi esercizi. La volontà di Dio deve essere la mia unica preoccupazione. Una volta gli hanno chiesto a San Massimiliano Maria Colbe, un bambino gli chiede cosa devo fare per essere un santo? San Massimiliano ha preso una penna, un foglio e ha scritto una V minuscola uguale una V maiuscola uguale S. Vedete qui? Io lo avevo praticato però è più piccolo, vediamo se potete leggere qua. Una V minuscola uguale alla V maiuscola uguale S. Questo significa che la V minuscola è la mia volontà. Quando la mia volontà è uguale alla volontà di Dio, alla volontà con la V maiuscola, io sarò santo, c'è la santità. Quando la mia volontà è diversa, c'è la sofferenza, quando ci sono scontri dalla mia volontà con la volontà divina, veramente sarò infelice, sarà la causa dell'infelicità, come si diceva quando noi ci attacchiamo alle creature invece del creatore. Quindi noi non dobbiamo ingannarci, non dobbiamo ingannare noi stessi. Se facciamo la volontà di Dio, veramente saremo santificati da Lui. Non ci santificheremo mai secondo i nostri piani, secondo i nostri egoismi, secondo i nostri capricci.
Per quello la santità consiste in fare due cose. Primo, fare ciò che Dio vuole, e secondo, fare come Dio vuole le cose. Mettiamo l'esempio di un grandissimo santo dei nostri tempi, che è il Papa Magno, San Giovanni Paolo II. Lui si chiese: che cosa è la santità? E risponde: è proprio la gioia di fare la volontà di Dio. Vedete? Fare la volontà di Dio. San Giovanni Paolo Magno cercava di vedere la volontà di Dio in ogni cosa. Per questo è come che lui guardava tutte le cose, il mondo, dall'alto. Cioè con gli occhi di Dio, che cosa vuole Dio? Ogni volta che lui aveva una sofferenza, una nuova croce, si chiedeva: che cosa mi sta chiedendo Dio? Soprattutto nella sua malattia, quando era Santo Padre. Che cosa mi chiede Dio? Che cosa vuole Dio di me? Che cosa mi vuole dire con questa malattia? Vedete, l'atteggiamento del Santo Padre, del Papa Magno, era sempre chiedersi sulla volontà di Dio. A chi gli chiedeva se fosse facile vivere la sua vita, lui rispondeva: quando Dio vuole è facile. Questo semplifica la mia vita, il fatto di sapere che è la volontà di Dio. È Lui che organizza le cose. Il postulatore della causa, Slavomir Oder, racconta della causa della beatificazione che quando aveva 80 anni il Santo Padre, nel suo ministero petrino, già era abbastanza anziano, con la sua malattia, con tante difficoltà, lui si è messo definitivamente nelle mani di Dio, dice. Lui stesso nel suo testamento afferma: confido che il Signore mi aiuterà a riconoscere quanto a lungo dovrò continuare questo servizio del ministero petrino. Gli chiedo di chiamarmi quando vuole. Nella vita e nella morte apparteniamo al Signore. Era un innamorato il Santo Padre della volontà di Dio, e noi dobbiamo seguire quell'esempio. Dobbiamo innamorarci della volontà di Dio, perché è la cosa migliore per noi. Che cosa vuole Dio da noi? Dio ci ha creati, abbiamo detto, per lodarlo, riverirlo, servirlo. Ci ha creati per amarlo, e per amarlo per sempre, per essere con Lui per sempre. E ci possiamo chiedere: che cosa aspetta un padre di un figlio? Magari aspetta che il figlio finisca la scuola con il voto più alto, che abbia un titolo importante, che sia una persona riconosciuta da tutti gli altri. Magari un padre vuole che il suo figlio formi una buona famiglia, una grande famiglia. Forse questo può colmare quanto aspetta un padre di un figlio? La risposta è no. Un padre non vuole soltanto, evidentemente vuole che il figlio finisca la scuola, che abbia un titolo, che abbia una famiglia, però questo non può colmare il desiderio di un padre con riguardo al figlio. Quello che può colmare questo desiderio di un padre è che il figlio sia buono, che sia una persona buona, che sia una persona virtuosa, una persona umile, una persona del bene. Questo può colmare un padre, il desiderio che il padre ha con riguardo al figlio, che il figlio sia buono. Ma è questo lo stesso che Dio vuole di noi, di ognuno di noi. Non è che Lui vuole che facciamo grandi cose, evidentemente che gli piace che facciamo delle cose, che facciamo cose grandi, che facciamo bene le cose. Però Lui vuole che noi siamo buoni, virtuosi, umili, fiduciosi, buoni figli. Così si riempie l'anima di un padre.
quello che veramente riempie Dio è quando noi partecipiamo della sua bontà. Perché oggi aumenta la depressione? Perché se nel mondo di oggi, avendo tanti mezzi, tanti beni materiali, e questo lo vediamo, lo sviluppo delle ricchezze materiali, del bene materiale che c'è nel mondo, perché cresce il numero di suicidi? Perché nei paesi più ricchi c'è il numero più alto dei suicidi nel mondo? In Italia si dice che ogni giorno, c'è un promedio, ci sono 10 persone che muoiono per suicidio. La depressione è un fenomeno epidemico, è una pandemia. Si calcola che per il 2030 la depressione sarà la principale causa della disoccupazione. E perché questo? Perché se abbiamo tanti beni, perché capita questo? Perché si cerca il bene dove non si deve cercare. Perché ci dimentichiamo del creatore, ci dimentichiamo della fonte della felicità. Per questo ci sono tante anime angosciate. Ci sono tante persone che cercano il bene nel piacere, come riducono l'uomo alla condizione animale. Ci sono tante persone che cercano il bene, la loro felicità a livello razionale, quello puramente umano. Certo, sono cose buone, il piacere è una cosa buona, però non posso fare il fine della mia vita il piacere. E lo sviluppo umano della mia persona è una cosa buona, però io non devo vivere in questo livello orizzontale, a livello umano. L'uomo non è soltanto razionale, l'uomo è chiamato a vivere con Dio per sempre, quindi è lui elevato a un livello soprannaturale. Quindi non riempie l'uomo di avere un buon lavoro, una famiglia, e se si dimentica Dio. Quindi la causa della nostra felicità è Dio, e solo Dio può riempire la nostra anima. Per questo il mondo è così triste, così depresso, perché si è dimenticato di Dio. L'uomo è chiamato alla santità. Dio mi chiama, è Lui che mi chiama alla santità, e questa è la cosa più importante della nostra vita, più importante della salute. Per quello dicevamo nel principio fondamento che dobbiamo essere indifferenti alla salute. È più importante di tutti i beni del mondo, perché è la salvezza dell'anima, è quello che rimane eternamente per me. Per quello noi dobbiamo cercare di innamorarci della volontà di Dio, perché è un bene per me. È come quando noi pensiamo ai comandamenti che ci ha dato Dio. Uno può dire, però Dio mi sta obbligando a fare le cose per essere santo. Sì, certamente, però lo fa per il mio bene. Se io mi compro una macchina e quando leggo il manuale di istruzione di questa macchina mi dice che devo mettere benzina perché questa macchina possa camminare, possa andare, e io dico no, però qua mi stanno imponendo, mi stanno obbligando a fare questo, quindi io gli metto acqua. Se gli metto acqua, questa macchina non andrà bene, non funziona. E così Dio fa con noi. Mi dice che cosa devo fare per funzionare, per essere felice. E questo è il bene più grande che Lui mi può dare. Per quello noi dobbiamo cercare di innamorarci della volontà di Dio, e per questo abbiamo due mezzi importantissimi, che sono la preghiera e il sacrificio. In primo luogo, la preghiera. Sant'Alfonso Maria de Liguori
insegna nel suo bellissimo libro Il grande mezzo della preghiera che per essere santi la preghiera è sommamente necessaria. Non c'è santità senza preghiera e non c'è preghiera ben fatta che non ci porti alla santità. Ecco perché questi giorni di esercizi spirituali ci dedichiamo e ci sforziamo, e voi a casa vi state sforzando per fare preghiera, perché questo è quello che vi assicura la santità. Chi prega si salva, chi non prega si condanna, ha detto Sant'Alfonso. Ecco, quindi voi dovete sforzarvi ed è Dio che suscita in voi i desideri di pregare e vi aiuta nella preghiera. Il direttore degli esercizi, il predicatore degli esercizi, dà gli esercizi, dà i punti di meditazione, però chi fa gli esercizi siete voi. Chi prega siete voi. Ognuno di voi deve pregare. E dobbiamo ricordare quindi che Dio parla nel silenzio. Per quello, nella misura delle vostre possibilità, cercare di fare in questi giorni un silenzio, cercare raccoglimento. Infatti si offre, ad esempio, per i pasti, per il tempo dei pasti, alcuni audio per ascoltare le verità che si stanno meditando in questi giorni, perché Dio parla nel silenzio. Cercate, se potete durante tutto il giorno è buonissimo, però se non potete, in che momento, vedere in che momento, che ore potete dedicare a fare silenzio, a fare queste meditazioni, queste preghiere, perché Dio parla nel silenzio, non parla nel rumore, parla dentro la nostra anima, che noi dobbiamo raccoglierci dentro la nostra anima dove c'è la presenza di Dio. La inabitazione trinitaria nella nostra anima perché siamo nella grazia di Dio. Quindi si può dire che ogni uomo è come la sua preghiera. Se la mia preghiera è debole, se la mia preghiera è pigra, povera, io sono debole, io sono pigro, io sono povero. Invece, se la mia preghiera è devota, se la mia preghiera è umile, sarò devoto, sarò umile. Quindi, come è la mia preghiera, così sarò io. La preghiera quindi è una ricerca di Dio, una ricerca della volontà di Dio. Ma è una ricerca nella fede, non sentimentale. La fede è credere senza vedere. Io credo in Dio nel quale non vedo, però agli occhi della fede io sono certo che Dio esiste, che Dio è il mio Padre, che Dio abita nella mia anima, che Dio è presente nell'Eucaristia. Non vedo la presenza, però lo credo. A volte questa verità che io credo, queste verità che io credo, vengono accompagnate da sentimenti, ed è buono, però a volte no. E quindi non devo cercare il mio rapporto nei sentimenti, soprattutto devo cercare il mio rapporto con Dio nella fede, la preghiera nella fede, perché la fede è una virtù teologale che mi fa credere Dio da Dio, cioè credo in Dio e Lui mi dà la grazia per credere in Lui. E quindi credo senza vedere. E così implica allo stesso tempo la fede fare da parte nostra sacrifici. E questo è il secondo punto, il secondo mezzo per cercare la volontà di Dio. Il sacrificio, quello che Sant'Ignazio offre come penitenza, ci offre nei punti dall'83 all'86 del libro degli esercizi, penitenza da fare con il corpo, digiuno, penitenza nel dormire, no? Dare un po' di scomodità al corpo, perché? Perché noi dobbiamo essere padroni di noi stessi. Gli esercizi spirituali nel numero 21
dice Sant'Ignazio, sono esercizi spirituali per vincere se stessi e ordinare la propria vita secondo la volontà di Dio. Quindi, per ordinare la vita, per trovare la volontà di Dio, come abbiamo detto tante volte, dobbiamo vincere noi stessi. Dobbiamo fare sacrifici. Oggi parlare di sacrificio, parlare di digiuno, parlare di penitenza è come una cosa pazzesca. Ma non dobbiamo ingannarci ancora, non dobbiamo cadere in questi sentimentalismi. È vero, dobbiamo fare penitenza, lo ha detto nostro Signore. Convertitevi e fate penitenza. È utopico voler essere santi, voler fare la volontà di Dio e non essere padroni di noi stessi. Se noi non ci possediamo, se non siamo liberi, non potremo dominare le passioni e quindi non potremo dominare i nostri gusti. Per quello abbiamo questi esercizi e vi offriamo a voi questi esercizi appunto per sforzarvi con i vostri sacrifici, con le vostre penitenze, con le vostre preghiere per cercare e trovare la volontà di Dio. Questo libro contiene le verità fondamentali. Possiamo dire che questo libro contiene il Vangelo, incarna il Vangelo, perché sono stati ispirati da Dio a questo santo di Loyola. Possano questi esercizi spirituali, questi giorni di esercizi spirituali, essere veramente giorni di unione con Dio, attraverso la preghiera, attraverso il sacrificio, affinché voi possiate vedere quali sono le vostre affezioni disordinate, quali sono quelle cose, quell'attaccamento alle creature che diventano ostacolo per la vostra unione con Dio, e così capire che cose togliere, che creature si devono togliere o combattere e che altre cose si devono usare meglio, e come ordinare la vita secondo la volontà di Dio nostro Signore. Chiediamo questa grazia per intercessione di Maria Santissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.